Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro solito Simone Baldassin e siamo al sesto episodio con gli estratti dai corsi di web design che tengo a Veneto Formazione. Vi ricordo che se volete approfondire l'argomento e partecipare a uno dei nostri corsi online o in aula presso le sedi di Treviso o Padova, potete semplicemente contattarci e se leggete nella descrizione del video potete trovare un meraviglioso coupon che vi permette di avere uno sconto di 200 euro su quello che è il prezzo finale del corso. Ok, vi ricordo inoltre che mi farebbe estremamente piacere se vi iscrivete al canale e mi lasciate un bel like, così che io possa continuare a fare tutti 1000 milioni di video e portare avanti questa bellissima community che sta crescendo. Noi ci vediamo dopo la sigla. Bene, allora oggi parliamo di collegamenti ipertestuali, cioè di link, ok? Di come ci si sposta da una pagina all'altra, di come si fa a gestire questa dinamica, ok? Anche in questo caso, per la gestione di questa dinamica, entra in scena un marcatore, nello specifico il marcatore A. Il marcatore A vuol dire anchor text, testo ancora, ok? È un marcatore in linea per ovvi motivi, perché essendo un marcatore che comunque deve fare da link magari anche a una semplice frase o parola all'interno di un paragrafo o di un titolo, giustamente non può essere un marcatore di blocco. Oltretutto deve fare da link anche eventualmente per le immagini, e le immagini sono dei marcatori in linea, come abbiamo già visto in una lezione precedente. Di conseguenza tutto torna, il cerchio si chiude perfettamente, ok? Quello che facciamo oggi non è un menu a tutti gli effetti, perché per fare i menu dobbiamo utilizzare anche delle altre dinamiche, delle liste elenco. Quello che vediamo oggi è semplicemente la dinamica di creazione di piccoli link che ci permettono di entrare o uscire da una pagina all'altra. Allora, nel mondo del web i link principalmente si dividono in tre famiglie, ok? Potremmo definirle così, famiglie, si fa per dire obiettivamente. Allora, i link possono essere relativi. Quando parlo di un link relativo intendo un link che mi permette di restare all'interno dello stesso dominio, cioè un po' come mi sposto dalla home page alla pagina contatti, ma sono sempre dentro ciccio.it, ok? Non esco da lì. Poi ci sono i link assoluti, ovviamente se c'è un relativo c'è anche un assoluto. I link assoluti sono quando mi sposto a un dominio esterno, che ne so, per esempio se vado alla mia pagina Facebook, ok, piuttosto che al mio profilo Instagram, se vado a una risorsa che sto citando all'interno di un articolo, questi link vengono definiti assoluti. Cosa cambia? La modalità con cui li andiamo a scrivere. E poi ci sono gli ancoraggi. Gli ancoraggi cosa sono? Sono quei link che ci permettono di stare all'interno della stessa pagina, cioè quando io vado a fare un click a una voce menu non esco dalla pagina, non vado in un altro dominio, semplicemente scrollo verso un punto presente all'interno della stessa, ok? Queste sono le tre modalità con cui andiamo a gestire i link. Dopodiché attraverso i link ovviamente posso cliccare immagini, posso creare dei pulsanti, insomma posso fare un sacco di roba. Va da sé che ovviamente ogni tanto qualcuno mi chiede: ascolta, ma quindi un link a un file è relativo o assoluto? Un link a un'immagine è relativo o assoluto? O uno o l'altro, ragazzi, dipende da dove si trova la risorsa che vado a linkare. Se è dentro il mio dominio è relativo, se è in un altro dominio, indipendentemente da, è inevitabilmente assoluto, ok? Bene, iniziamo e andiamo a crearci una cazzatina che sembrerà una voce di menu, però in realtà, ripeto, non lo è. Magari i menu li trattiamo con più calma in un'altra lezione, anche se nel canale effettivamente ci sono 782.000 video su come fare i menu, obiettivamente, non pensavo di ritrattare questo argomento. Allora, marcatore A. Attributo href, Hypertext Reference, l'abbiamo già conosciuto e ci abbiamo fatto amicizia qui. Cosa va a determinare questo? Va a determinare il percorso di dove si trova la risorsa, la destinazione, ok? Adesso creiamo due paginette, no? Io sono in index, che è la nostra home page, e voglio andare verso una pagina che si chiama page.html, tipo, ok? Quindi qui andrò a mettere la scritta home, anzi quel cazzo, scusate, cazzo sto dicendo, index.html, perché faccio la home page, ok? E poi vado a fare una seconda voce verso page.html, ok? E qui andrò a scrivere page, ok? E salvo. Una cosa molto importante, anche se non è un parametro SEO che vi cambia la vita, è quella di andare a definire nei marcatori A un title attraverso questo attributo title, che ci permette di andare a definire la destinazione. Vai alla pagina home, tipo vai alla pagina page, vai alla pagina tizio, ok?
Questo è un parametro SEO che se non lo mettete non è che Google vi penalizza chissà che, però magari gli strumenti SEO ve lo fanno notare, che sarebbe carino che nei title ci fosse cioè che nei marcatori A ci fosse la destinazione di dove andiamo, ok? Nello specifico. Fantastico, allora questi sono due link relativi. E lo capiamo perché non dichiaro il percorso intero del dominio, ma dichiaro semplicemente, vedete, la pagina di destinazione. Ovviamente a me in questo momento manca la pagina di destinazione, naturalmente non l'ho ancora fatta, quindi andiamo a crearci la paginetta new file page.html, che è la nostra destinazione a tutti gli effetti, e ovviamente ogni pagina di un sito deve contenere esattamente tutte le stesse cose che contengono tutte le pagine di un sito, dall'apertura del doctype alla chiusura di HTML. In questo caso ovviamente riportiamo anche il menu di navigazione fittizio che stiamo facendo. Operazione numero 1, quindi nella index, giusto per capire cosa stiamo facendo, metto un bel H1 e scrivo la mia home page. E qui, dove ci sta il document nel title della scheda, scriviamo home e salvo. Nella mia page vado a fare la stessa identica cosa, qui scrivo page e qui metto un H1 con scritto la mia pagina singola, chiamiamola così, dai. Tu metti la pagina di esempio di WordPress, tipo, ok, che aveva un senso. Benissimo, allora vediamo cosa succede. Vado a ricaricare, questa è la mia home page, vedete? Home page, coglione. Vabbè, non era voluta la cosa, giuro. Allora, questa è la mia home page e questo è il title, vedete? Che appare quando mi posiziono sopra un oggetto in questa maniera. Fantastico. Allora, se io clicco qua, vado in page, vedete? La mia pagina singola, page. Se io riclicco qua, torno indietro. Questi sono i collegamenti ipertestuali. Vi faccio notare una cosa. Il colore di quelli che sono i nostri due link. Prima erano blu, adesso che li ho cliccati sono diventati viola. Poi quando passiamo il foglio di stile capiamo un po' meglio che cosa sono queste due dinamiche, ok? E ce la capiamo anche abbastanza velocemente nel capire il concetto e come questo ci dovrebbe venire incontro, anche se a noi fondamentalmente non serve a niente, perché non siamo un motore di ricerca, ok? Allora volevo vedere velocemente il discorso del link invece assoluto. Allora crea una nuova voce di menu, href, e supponiamo, intanto metto il cancelletto perché non so la destinazione, e supponiamo che io voglia andare in un link esterno, che cacchio ne so, voglio andare al mio sito Simone. Ciappa, c'ho la mano sinistra che va più lenta e la mano destra sbaglio ogni volta a premere i bottoni. Incredibile, capita anche a voi? Ho una mano stupida. Metto il title e scrivo vai al profilo di Simone. Mamma mia, come sono didattico oggi. Ok, allora come faccio ad andare al profilo di Simone? Beh, in realtà semplicemente devo andare a presupporre che non posso scrivere Simone o index, ok? Perché lui non ha idea dove cazzo voglio andare, perché non sa qual è il dominio di riferimento, ok? Quindi in questo caso, quando si tratta di un link assoluto, devo andare ad inserire l'intero percorso. Quindi trovo il sitino, mi vado a copiare il percorso intero e lo vado a mettere qua, vedete? https://www.simoneballassin.com. Questo è un link assoluto, quindi esco dal mio dominio e vado verso nuova simpatica destinazione. Ovviamente devo riprodurre la stessa identica cosa per entrambe le paginette, ok? Vi faccio però notare un'altra cosa che può essere molto utile. Quando io vado a cliccare qua, inevitabilmente mi sposto ed esco dal dominio, vedete? Ecco, nei link assoluti, secondo me potrebbe essere estremamente carino, anche se non è obbligatorio, andare a definire l'apertura del link in una nuova scheda per mantenere il nostro utente vincolato a noi, a dove eravamo, ok? Per fare questo possiamo aggiungere l'attributo che si chiama target, che ha due valori che ci possono interessare. Il self è quello di default, cioè la scheda gira su se stessa. Se andiamo a inserire il blank, la scheda si aprirà, anzi il link di riferimento si aprirà in un'altra scheda, ok? Salvo. Vado a ricaricare la paginetta e se adesso clicco qua, vedete, tac, mi si apre una nuova scheda. Quindi io posso continuare la mia bella navigazione, ma di per sé so perfettamente da dove sono partito, perché ho mantenuto un vincolo verso quello che era il mio sito.
ok? Questo è quanto. Dal punto di vista del foglio di stile, invece, dobbiamo andare a capire le dinamiche relative all'utilizzo dei colori ed entrano in scena delle cose nuove che ancora non conosciamo che si chiamano pseudoclassi. Ce ne sono uno sterminio. Quelle riferite al marcatore A nello specifico sono 4, di cui una assolutamente inutile, ok? Però di per sé 3 invece ci interessano. Allora, vado a chiudere un attimo qua e vado ad aprire il mio foglio di stile. Allora, nel mio foglio di stile vado a richiamare il marcatore A. Allora, sono 4 le situazioni che ci si presentano, come dicevo. Il nostro link si può trovare nella prima situazione, ovvero che non è mai stato cliccato. In questa situazione io vado a vedere il link di testo, perché solo di link di testo stiamo parlando, colorato di blu, ok? Non visitato. Questa cosa ce l'ha insegnata Google quando attraverso la sua cache e attraverso le ricerche che facciamo ci mostra quando un link che lui ci dà in risposta, uno snippet che ci dà in risposta, è pertinente con la nostra ricerca, ma ci fa notare che comunque in tempi precedenti l'avevamo già visto. Come fa? Ce lo colora di viola, cioè ci fa vedere che quelli non visitati sono blu, quelli invece già visitati sono colorati di viola. Ovviamente in un sito a noi questa cosa non c'entra, non serve a niente, ok? Perché non siamo un motore di ricerca, ma la base di partenza è quella. La pseudoclasse si va a identificare attraverso i 2 punti. Vedete, ce ne sono un bel po', pseudoclassi e pseudoelementi. Allora, quello che interessa a noi è il momento in cui il nostro link non è ancora stato visitato. Ha 2 punti link. Gli dico text decoration none, tolgo la decorazione del testo, ok? E poi gli do un colore a caso, il mio solito colore aziendale. Non cambiano colore. Perché non cambiano colore? È uscito l'underline, ok? Ma il colore non cambia. Perché? Ma semplicemente perché questi sono già stati visitati, ok? Quindi devo inserire la seconda pseudoclasse. Ha 2 punti visited. Vedete? Li metto insieme con la virgola, tanto gli faccio fare la stessa identica cosa. Ricarico e adesso sono blu, vedete? Adesso io li posso cliccare finché voglio, obiettivamente non cambieranno mai dal colore blu che hanno. Detto questo, queste 2 pseudoclassi appartengono solo al link, mentre ci sono tutta un'altra serie di pseudoclassi / pseudoelementi, di cui magari parleremo in un'altra lezione, che invece si rifanno a tutti i marcatori. Una situazione assolutamente da gestire all'interno dei link è quella relativa a quando ci passo sopra, cioè è carino che succeda qualcosa quando ci passo sopra a questi benedetti link, ok? E nello specifico la pseudoclasse che si occupa di questo, che si chiama A2.over, non è relativa solamente ai link, ma si può applicare a tutti gli elementi HTML, cioè a qualsiasi elemento marcatore HTML, che sia un testo, che sia un'immagine, che sia un div, che ancora non abbiamo visto se non ricordo male, no, direi di no, li abbiamo ancora fatti i div, ok? O che sia un altro qualsiasi dei marcatori che abbiamo già visto, io ci posso passare sopra e quindi gli posso andare ad assegnare un'azione over. In questo caso gli vado a dire semplicemente: guarda, quando ci passi sopra, per quanto mi faccia abbastanza cagare la cosa, fammi uscire un underline e cambiami il colore del testo, fammelo nero tipo, ok? Vado, ricarico, vedete, e adesso quando ci passo sopra ok? E funziona perfettamente. Quindi abbiamo creato la nostra situazione che ci permette di spostarci da una paginetta all'altra e di dare anche una forma visiva e grafica coerente a questi elementi. Ok, ci siamo fin qua ragazzi? Se avete domande ovviamente lasciatemele sempre nei commenti che poi andiamo ad approfondire. Detto questo, adesso cos'altro ci permettono di fare i link? Beh, ci permettono di creare altre 2 situazioni che sono estremamente utili a livello di esperienza utente, soprattutto all'interno di dispositivi mobile, ok? Quindi la possibilità attraverso un link di andare a inviare una mail facendo già apparire la tabellina con la mail già pronta con il destinatario assegnato, ok? Oppure la possibilità di andare a cliccare sul numero di telefono e
il vostro dispositivo vi chiederà di inviare la chiamata. Per ottenere queste due situazioni semplicissime che troviamo praticamente in tutti i siti web e fanno una bella differenza all'interno del sito, perché vi è mai capitato di dover chiamare, che ne so, a una pizzeria, tipo a ordinare la pizza e invece di cercarla su Google andate nel sito, no? È chiaro che se la troviamo su Google, se sono furbi, hanno la scheda My Business e c'è già tutto cliccabile col tasto chiama, però pensate che figata sarebbe avere invece la possibilità di andare nella pizzeria e trovare il numero di telefono, cliccarci sopra e inviare la chiamata. Sono cazzate obiettivamente dal punto di vista di dire ma sì, che differenza vuoi che faccia, però vi garantisco che a livello di esperienza, se voi trovate un numero di telefono, una mail e ci mettete il dito sopra non succede niente, ci rimanete male, ok? Perché dite che palle, lo devo selezionare, me lo devo allargare, lo devo copiare, devo andare nel mio provider di posta o nella mia tabellina dei contatti, devo andare a fare il doppio clic, non ne usciamo più, ok? Quindi obiettivamente o vi salvate il numero e la mail dalla volta successiva oppure vi rompete le palle, in quella pizzeria non ci andate più. Per fare questo abbiamo la possibilità, lo facciamo qua direttamente in Index, ok? Di creare dei link, ovviamente adesso li metto dentro un marcatore per il testo, faccio un paragrafo. Se voglio creare un link a una mail, che ne so, info@simonebaldassin.com, perché questa sia cliccabile devo semplicemente scrivere questo mail to e mettere l'indirizzo email. In questo modo, quando io vado a cliccare qua sopra, vedete sotto lì dove c'è scritto sotto il browser, qui sotto nell'angolino di Chrome in basso a sinistra c'è proprio il link di destinazione, quello che farà aprire il mio provider di posta e troverò la mail già compilata con il destinatario che è info@simonebaldassin.com, ok? Per lo stesso presupposto invece, se voglio andare ad inviare una chiamata dal mio telefono, lo posso fare anche da desktop, ma devo avere Skype installato. Nel Mac per esempio si apre FaceTime se volete fare una chiamata. Ok, cosa devo scrivere? Beh, intanto il numero di telefono, che non vi metto perché l'ho tolto anche da online, più 39 34 x xxx xxx xxxxx, ok, tipo, e qui devo semplicemente scrivere tel, ok, poi posso mettere più 39 e poi 34x xxxxx. Ok, ovviamente qui posso andare a mettere degli spazi perché questo è solamente decorativo, cioè solamente lo mostro e basta, ok? Mentre di qua devo scrivere naturalmente tutto attaccato e anche in questo caso ovviamente avrò un numero di telefono cliccabile che quando ci metto il dito sopra parte la chiamata. Altra cosa che viene richiesta molto spesso ultimamente è il link a WhatsApp. Qui, ok, la possibilità di aprire una chat su WhatsApp attraverso un link. Si può fare? Sì. Trovate un video nel canale, non l'ho fatto neanche tanto tempo fa, penso durante le vacanze di Natale 2021, e quindi è inutile che ne riparliamo, lo rivediamo. C'è un link che spiega molto bene sia come creare l'icona, sia come andare poi a renderla a tutti gli effetti qualcosa che funziona con la chat di WhatsApp. Ok ragazzi, benissimo, anche per oggi è tutto. Noi ci rivediamo la prossima settimana con il settimo appuntamento, credo, sì, settimo, ok, di questo mini video corso di web design completamente gratuito, completamente online. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo alla prossima, see you next time.